Grazie ovviamente per la vostra presenza anche in questa seconda parte. Noi ricominciamo subito con degli interventi che erano programmati e poi, come già detto più volte, spazio alle vostre domande. E salutiamo sul palco anche la presenza della dottoressa Marilena Vecchi, coordinatrice di Vice Veneto, e Paolo Bonanni dell'unità Ecclesia IRCS del Paolo di Conegliano. Grazie anche a voi per il vostro contributo, per la vostra presenza che avvalora questa mattinata di studio. Dottoressa, a lei subito la parola per una ampia... Sì, bene, grazie. Grazie all'onorevole Scottà per l'invito. Io mi sposto però giù perché ho una presentazione, per cui ho bisogno di una vicinanza appunto alle diapositive. E grazie a tutti di essere qui presenti oggi. E il mio intervento è relativamente a quelli che sono i bisogni sul territorio dei soggetti appunto con epilessia, però in una prospettiva appunto europea. Allora, parlare di epilessia, abbiamo sentito, è sempre necessario, sempre di più, in continuazione, senza mai fermarsi. E il perché è riassunto tutto sommato in questa appunto diapositiva, che è stata in questa affermazione detta da un neurologo canadese, in cui si dice e si riassume che la storia dell'epilessia può essere riassunta in 4.000 anni di ignoranza, superstizione e stigma, seguiti da 100 anni di conoscenza, superstizione e stigma. Questo per dire che tutte le conoscenze comunque raggiunte non sono sufficienti nell'ottica appunto di quello che è i bisogni del territorio delle persone con epilessia. Lo avevano già capito nel 97 un gruppo di medici che fanno parte appunto della commissione della Lega Internazionale contro l'Epilessia, tanto è vero che avevano prodotto questo documento in cui venivano segnalati gli standard appropriati per la cura dell'epilessia attraverso l'Europa. Europa che era diventata appunto un grosso paese dove c'erano appunto delle differenze di cura, di diagnosi e di diagnosi. Nel 1998 l'epilessia viene interpretata e pensata come un problema di salute pubblica in Europa, per cui gli organi allora, che continuano anche adesso, internazionali, dove ci sono da una parte i medici che fanno parte appunto della Lega Internazionale contro l'Epilessia e l'Ufficio Internazionale per l'Epilessia, pensano di mettere a punto un libro bianco. Questa è la edizione italiana, quella che vedete di fianco, e ci tengo a sottolineare che a questa stesura aveva partecipato anche il professor Munari, che è stato un grande epiletologo, neurochirurgo, e che ha portato per fortuna in Italia quello che era l'alternativa farmacologica a dei soggetti che potevano essere liberi da crisi e quindi guarire, cioè il trattamento chirurgico. Il libro bianco cos'è? È sostanzialmente un documento di azioni comunitarie in cui relativamente ad un determinato argomento. Riguardo appunto l'epilessia, in questo libro noi troviamo sia gli aspetti prettamente medici, quindi relativi all'epidemiologia, alle cause, alla diagnosi, alla cura, dove vengono delineati gli standard, sia gli aspetti più propriamente quotidiani delle persone che vivono con epilessia, quindi quelli che sono i rapporti con la scuola, il lavoro, l'assicurazione, senza dimenticare tuttavia quella che è un dato importante e fondamentale per tutti i soggetti malati, che deve essere la qualità della vita. Qualità della vita intesa ovviamente come benessere psichico e fisico. Sempre in questo libro venivano anche formalizzate tutte quelle che sono le conoscenze finora raggiunte e mettendo e sottolineando anche l'importanza della formazione e informazione, che doveva essere non solamente a livello di popolazione medica, di soggetti, ma anche di popolazione generale. Bisogni del territorio. I bisogni devono essere differenziati per l'età. Un bambino ha dei bisogni diversi rispetto a un adolescente, rispetto a un adulto.
Tutti comunque, tutti, indipendentemente appunto dall'età, hanno bisogno di standard relativi al percorso diagnostico-terapeutico, relativamente a quella che è la comunicazione della diagnosi, al momento appunto del confronto con il medico, in cui la comunicazione del fatto che appunto un soggetto soffre di epilessia deve essere il più adeguata e appropriata relativamente a quelle che sono le capacità di comprensione, quindi darsi del tempo per parlare con la persona appunto che ha questa prima diagnosi, avere delle modalità adeguate per non suscitare reazioni psicologiche che possono essere più svantaggiose che benefiche, e poi anche strumenti, fornire degli opuscoli, qualcosa di adeguato sempre a seconda anche dell'età. Nel nostro centro, ad esempio, nella nostra prima comunicazione di diagnosi, anche al bambino diamo spiegazione di quello che succede e del perché deve prendere una terapia. Il medico deve inoltre anche garantire e fornire quelle che sono le normative, le agevolazioni per una migliore integrazione scolastica, sociale e lavorativa. Il bambino e l'adolescente è fatto da un mondo che non deve essere dimenticato. Il bambino deve rimanere nel suo ambiente e deve continuare, per quanto possibile, a relazionarsi e a vivere e a crescere in maniera adeguata. Il mondo più vicino al bambino e all'adolescente è sicuramente la scuola. E grossi passi avanti si sono fatti per quello che riguarda la somministrazione dei farmaci in orario scolastico, che non è cosa da poco. C'è una tappa fondamentale, il 2005. Prima di questa data, adesso vediamo perché, prima di questa data il permettere a dei soggetti che andavano a scuola di poter assumere dei farmaci era praticamente regolamentato, lasciatemi passare il termine, da un ricorso, dalla necessità appunto di ricorrere proprio alla magistratura per tutelare il diritto allo studio e la salute dei figli. In realtà, proprio con questa necessità pressante, si capì che c'era bisogno di elaborare delle intese tra l'amministrazione scolastica, le aziende sanitarie locali e gli enti locali per fornire e regolamentare in maniera adeguata questa somministrazione, in maniera che fosse concordata e sostenibile. E in effetti nel settembre del 2002 a Bologna viene fornito uno schema organizzativo molto semplice in cui c'erano vari concordatari dove sono persone di istituzioni diverse, scuola, comune, provincia, rappresentanti delle associazioni delle famiglie, dell'azienda sanitaria, e la novità particolare di questa intesa è legata al fatto che il soggetto è al centro dell'interesse di questa intesa. Gli attori sono diversi, per la somministrazione dei farmaci è importante, fondamentale la presenza di corsi di formazione continui, non una volta e basta, ma ripetuti nel tempo, perché è così che si continua a fare formazione, conoscenza e informazione. E dove il dato fondamentale doveva essere che la somministrazione era permessa dal fatto di un'assenza di professionalità tecnica. La diffusione delle intese, infatti, ha dimostrato quanto la modalità di somministrazione si fosse rivelata non solo opportuna ma anche priva di complicanze, tant'è che appunto venivano rafforzate delle istanze, delle associazioni sul legislatore finché venisse emanato un provvedimento di carattere generale, ed è così che si sfocia nel 2005 con la stesura delle raccomandazioni che permettono al soggetto con epilessia, ma non è fatto solo per i soggetti con epilessia, di poter avere una somministrazione di farmaci in orario scolastico al fine di tutelare il diritto allo studio, salute e benessere all'interno della struttura scolastica. Queste raccomandazioni sono state recepite anche a livello regionale veneto, è stato prodotto un protocollo d'intesa che tra l'altro è anche scaduto, ma che è in fase di revisione e di eventuale rinnovo,
proprio riguardo la somministrazione dei farmaci a scuola. Ci sono tanti altri esempi, sicuramente a livello delle varie USL, in cui appunto ci sono dei processi per i quali si deve necessariamente integrare il soggetto che ha l'epilessia, il soggetto che ha l'epilessia e altri problemi neurologici. Questo è per elencarne uno, perché ovviamente è più vicino alla realtà dove lavoro, e cioè un progetto pilota per l'inserimento di bambini che hanno problemi neurologici. Buone norme per l'integrazione scolastica, nel senso che noi reputiamo che è necessario l'andare incontro alla scuola, è necessario ritagliare su quel singolo individuo che ha delle determinate necessità anche un confronto con gli insegnanti. È un progetto che sta portando sicuramente dei buoni risultati. Sono sicuramente presenti anche a livello di altre USL e sono sicuramente ottimi esempi che però richiedono di essere estesi con un approccio integrato a tutta la Regione Veneto, perché ci sia un'omogeneità di cura, di percorso assistenziale, riabilitativo e di comprensione continua di tutto il paziente. Per gli adulti sicuramente i temi importanti sono il lavoro, l'invalidità, la patente. Per non dilungarmi troppo faccio riferimento solo al fatto, come era stato già detto dall'onorevole Scottà, che in effetti è stata finalmente appunto recepita la direttiva appunto della Comunità Europea e dove sicuramente il concetto di guarigione è da reputare appunto un dato all'occhiello insomma dell'Italia, visto che è stato riconosciuto appunto delle persone che non prendono più farmaci, che da 10 anni non hanno crisi, sono persone da considerare normali, scusate, guarite, e che non hanno più bisogno di restrizioni o limitazioni. Faccio presente però che pur presente questa condizione legislativa esistono ancora delle situazioni per i quali a livello di commissione medica i soggetti che presentano queste caratteristiche vengono limitati sulla guida. Storia di tutti i giorni. Per gli adulti, ma anche per i bambini, c'è sicuramente la necessità di strumenti per supportare il percorso della persona e della famiglia, l'accesso il più facilitato ai servizi sociosanitari e contribuire ovviamente ad eliminare le discriminazioni. C'è un'importanza fondamentale dell'approccio integrato proprio per un'omogeneità di quelle che sono le cure, la diagnosi, la riabilitazione e, come avevo già detto appunto, il considerare il soggetto a 360 gradi e non solo per la singola fettina di farmaci o crisi. È per questo che riteniamo che un progetto percorso epilessia che si ponga degli obiettivi ben determinati possa, attraverso un'analisi di quelli che sono i bisogni del territorio e dei servizi sociosanitari appunto presenti, poter fornire delle azioni che sono delle azioni tra l'altro non per così dire utopiche, ma realistiche, affidabili, consistenti e possibili tutti i giorni, ma finalizzate a far sì che avvengano a macchia d'olio su tutto il territorio veneto. Quindi l'informazione, la verifica di una rete integrata tra istituzioni sanitarie, riabilitative, scolastiche, lavorative e non dimentichiamo anche l'importanza appunto della rete di volontariato che sicuramente supporta moltissimo all'azione del medico, oltre un aspetto che ritengo fondamentale di quella di una formazione continua. Ripeto, non basta parlare di epilessia una volta, ma credo che così come a livello medico ci sia la necessità di riverificare ogni volta dei protocolli, ad esempio di applicazione di terapia, così debba essere fatto per l'epilessia. E ovviamente la formazione deve essere per tutti, ma soprattutto per la popolazione, soprattutto anche e fondamentalmente per la popolazione. Tant'è vero che a questo riguardo in Italia abbiamo 2 appuntamenti importanti, quello del 14 febbraio e della prima domenica di maggio, dedicate all'epilessia.
Quindi un progetto percorso epilessia si può e si deve voler realizzare anche in Veneto. Ho terminato. Allora, noi continuiamo sprombattuto per non rubare poi spazio a voi, come promesso, dottor Giovanni Battista Pesce, segretario nazionale AICE. A lei il microfono, le diamo il gelato. Devo stare attento col diabete perché a livello familiare abbiamo delle... Intanto, mentre scendo, prepariamo una cosa, io ringrazio tutti. Devo dire una cosa, che le due signorine che passeranno adesso, allora ringrazio Giancarlo Scottà, onorevole non solo per la votazione ma per il rapporto che ha avuto con noi, veramente onorevole, e per questo però questo onore e onere è anche di tutto noi, e il mio grazie della vostra presenza. Voi non sapete come sono emozionato, perché uscire dalla clandestinità e prendere in piena dignità la nostra risposta è importantissimo. Allora, dato che ci sono tante persone con epilessia o tante persone che sono vicine al mondo dell'epilessia, io vi chiedevo questo, proprio per aumentare la capacità di forza e magari di costituire anche una sezione qui a Vittorio Veneto o anche in altre località. Io avevo chiesto per cortesia, per coloro che vorranno, di lasciare il nome e il cognome per le persone che sono disponibili per un eventuale contatto, solo che lo vogliano, non è nulla, alle ragazze che passeranno. Grazie davvero Giancarlo, grazie però a tutti noi, un applauso a tutti noi. Adesso iniziamo. Allora, appunto, la prima cosa è ringraziare per questo incontro che è nato, come Giancarlo ha detto, da un momento così molto molto importante. L'invito, ma anche grazie proprio per questa condivisione sul percorso epilessia, perché se riusciamo, come la stretta di mano che c'è stata fra i professionali, tra l'associazione Lice, l'associazione Laice, in una convergente richiesta al mondo dell'istituzione di fare un percorso, una proposta per attivare un percorso epilessia su tutta la regione, ha veramente, a mio parere, la possibilità di fare un bellissimo passo avanti. Ma intanto che cos'è l'AICE? La Lice abbiamo compreso che è la lega dei professionisti che si occupano appunto dell'epilessia. L'AICE invece che cos'è? È un'associazione italiana contro l'epilessia adesso, ed è l'associazione di persone con epilessia, ripeto, persone con epilessia. Ci è difficile ridurre la nostra vita a un aggettivo patologico, l'epilettico. Per noi l'epilettico non esiste, è una riduzione della dignità personale, è persona con epilessia, persona con la cravatta, persona con le scarpe, è un'aggiunta, ma la dignità e la piena cittadinanza rimane nel termine persona con epilessia. Bene. Su questo è un'organizzazione di persone con epilessia, loro familiari, operatori nel mondo delle persone che sostengono. La discriminante qual è? È che le persone che svolgono professionalmente il lavoro sulle epilessia non possono avere incarichi direttivi all'interno dell'organizzazione per ovvi motivi. Ed è per ovvi motivi appunto che c'è questo dialogo internazionale fra ILE e IBE delle due colonne, quella professionale e quella laica, che se procedono congiuntamente veramente hanno tanta forza. Bene, noi da Associazione Italiana contro l'Epilessia, noi stiamo lottando per avere la piena cittadinanza, e c'è un dibattito all'interno dell'associazione che vuole portarci, e io ne sono sostenitore favorevole, però non è detto che si vada, ad Associazione Italiana con Epilessia. Perché, grazie, molto bene, me lo può rifare? Quindi, bene o male, per una semplice cosa, perché
noi dobbiamo uscire, cioè come quando entri in un ospedale c'è cardiopatia, ma perché non ci deve essere scritta epilessia? La privacy, sono sciocchezze che spesso portano noi a clandestinizzarci, però insomma, quanti siamo? Quanti siamo? Quanti siamo? Nella letteratura scientifica, e qui spero di prendere le botte dai professionisti, in genere si parla tra lo 0,8 e lo 0,5, tra l'1% e lo 0,5. Insomma, in Italia siamo 60 milioni di persone, non siamo poche, no? E dove siamo? Siamo tutti questi, ma allora lo 0,8% mi parla di 485.000 persone. L'1% sarebbero 600.000 persone. Lo 0,5 mi parla di oltre 300.000 persone. È un esercito. Se voi pensate che il mio amico Battaglia, presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, rappresenta, tra virgolette, 57.000 persone con sclerosi multipla e raccoglie 9-7 milioni di euro l'anno per la ricerca, mettete su un piatto della bilancia 57, o i miei amici del coordinamento delle persone con sindrome di Down che arrivano a 61.000 persone aggiungendo qualche numero, e metteteci la percentuale minore, lo 0,5, 300.000 persone, una potenzialità è veramente grande, veramente grandissima, tanto che l'Italia nel 1965 ha determinato con decreto ministeriale che è una malattia sociale. Questo è determinato da un numero estremamente elevato. Bene, dove siamo? Siamo clandestini. Siamo dei clandestini perché questa massa ha una potenzialità estremamente grande. E perché siamo clandestini? Proviamo a vederlo. Allora, chi ha 20 anni e più di attività associativa sicuramente come me si è stancata ad andare ai convegni in cui la discriminazione e lo stigma vengono ad afferire su termini culturali legati a questioni sacrali o demoniache, legate a Napoleone o l'imperatore e altro. Noi siamo persone quotidiane, ognuno con la propria dignità e con le diverse capacità. Ma quali sono allora oggettivamente i termini che ci portano a nasconderci? Bene, devo dire che come il dottor Della Bernardina e la dottoressa Vecchi hanno portato degli elementi di innovazione, di conquista nella parte sanitaria, eccetera, nella parte sociale noi veramente abbiamo acquisito grandissime cose, veramente facciamoci un applauso perché le conquiste che poi dirò sono tutte dovute alla collaborazione che abbiamo. Ma i cardini della clandestinità sono: uno, che i differenti quadri ben descritti dal professor Della Bernardina sulle epilessie erano, e dico erano perché ci siamo riusciti quest'anno, ad aprile, erano sintetizzati in un unico termine: epilessia. Se nel linguaggio comune va bene, epilessia o quadri epilettici distinti, eccetera, fa poco differenza, se le metti in un quadro, in un contesto normativo, se nella legge dice che una persona per una crisi epilettica o che abbia avuto epilessia, determina due cose. Uno, che qualsiasi quadro sindromico, qualsiasi condizione patologica viene trattata nello stesso modo. La legge impone un limite a una persona ingiustamente, all'altro giustamente, e quindi si forma la discriminazione. Una discriminazione talmente alta che porta alla negazione del riconoscimento della guarigione. Il professor Bernardini, la dottoressa Vecchi hanno ripetuto e ribadito che alcune epilessia spontaneamente si guarisce, queste persone guarite venivano discriminate per tutta la vita. Era l'articolo 320 e non era l'aspetto culturale
il vantaggio e l'intelligenza dei soci dell'AICE e del dibattito di piena dignità fra i soci dell'AICE è stato identificare non Nerone, non il testo biblico che dice che siamo dei assatanati eccetera, no, ma l'articolo 320 e iniziare a fare una battaglia e l'abbiamo vinta. Ripeto, col decreto legislativo numero 59 del 18 aprile del 2011 è quello che va fatto riferimento, non al decreto ministeriale dell'ottobre precedente. La differenza sta qua, che nel decreto legislativo che siamo riusciti poi a portare nel recepimento della direttiva c'è l'abrogazione di quell'articolo, c'è l'abrogazione, cosa che nell'altro non c'era, e ci siamo riusciti in maniera importantissima. Ma l'altra questione è le farmacoresistenze. La battaglia era ottenere la dignità per le persone che guarivano, ma era una dignità anche per il professionista. Che dignità ha un professionista che certifica che Luigi è guarito, poi va in una commissione e i suoi colleghi gli dicono che non è guarito e gli pongono dei limiti? È stata una battaglia fatta congiuntamente per obiettivi che hanno dato dignità ad entrambi, laici e professionisti. Bene, questa cosa però rimaneva che chi stava male, ovvero la maggior parte di noi che ha problemi di farmacoresistenza, perché i nostri fratelli che stanno bene scappano, non ci aiutano e bisogna che li invitiamo, invece noi abbiamo lottato per loro, per chi sta bene, gli abbiamo dato una dignità. Bene, a questo punto che abbiamo conquistato il fatto che l'epilessia non esiste, che esistono giuridicamente oggi le epilessie, bene, dobbiamo lottare perché le persone con farmacoresistenza, oggi in parte esclusi dall'accesso alle agevolazioni, puoi avere una crisi all'anno e non esserti tolto via dal lavoro e non avere invece l'integrazione lavorativa. Bene, e questo erano gli elementi per la discriminazione. Bene, quello che dobbiamo fare è avere dignità e protagonismo. Non possiamo chiedere a altri di conquistare la nostra dignità. Bisogna quindi, io vi ringrazio di essere venuti fuori, ringrazio Giancarlo che ci ha dato questa possibilità, che voi possiate mettere il vostro nome come impegno, non come solo richiesta, non come la richiesta aiutami questo, mettimi qua, mettimi là, fammi questo e quell'altro. Dobbiamo smetterla di andare a bussare alle porte, bisogna che con dignità e protagonismo andiamo a rivendicare la nostra piena cittadinanza. Ripeto, i nostri amici, il mio amico Battaglia con l'AISM fa 57.000 persone, raccoglie 9 milioni di euro l'anno. Bene, le persone con epilessia risultano invisibili, incapaci di sviluppare adeguate azioni legislative e un adeguato volano finanziario. Vi spiego, noi dobbiamo sviluppare un adeguato volano finanziario per finanziare la ricerca sperimentale e sostenere l'azione clinica per quanto si riguarda. Bene, percorso epilessia, grazie dottoressa Vecchi, grazie perché penso proprio che l'azione congiunta, la convergenza di fare un percorso di cura, ma intendendo che la cura appunto è oltre diagnosi e terapia anche inclusione sociale, bene, davvero è un grande risultato, lo vedrete fra qualche mese, lo vedrete fra qualche anno, ma quello che segniamo oggi congiuntamente AICE, l'ICE e l'assessore regionale, grazie appunto alla disponibilità di tutti voi e di te di Giancarlo, non smetterò mai di sottolinearlo, in maniera fraterna e amichevole, mi spiego. Proprio è importante il percorso epilessia per andare oltre. Quali sono i passi che abbiamo già fatto? Li aveva già accennati bene la dottoressa Vecchi, la questione dei farmaci della scuola, e grazie per aver sottolineato che la cultura dell'AICE ha ottenuto questi non per le persone con epilessia, ma per tutti gli alunni con patologie croniche. Io mi ricordo un vostro collega che aveva negato l'aiuto all'AICE sulla questione dei farmaci a scuola perché non bisognava darli eccetera, alle 11:30 di notte mi svegliò, io vado a letto
presto, mi alzo presto, ma vado a letto presto, soprattutto dopo una certa età, eccetera, mi telefonò con dramma: ah, non danno la bomboletta per l'asma per mio figlio. Dico, scusa, e da lì, insomma, si capì che bisognava agire. Però il mondo è complesso e articolato, spesso se non si vivono le condizioni non si è consapevoli di tutto il percorso. Bene, abbiamo tenuto però, oltre ai farmaci a scuola, la questione della guarigione e l'idoneità alla guida, che non è solo un'idoneità alla guida, abbiamo ottenuto l'idoneità alla guida anche per persone che hanno crisi, ovvero, ripeto, il dato fondamentale è che abbiamo sconvolto, distrutto, disarticolato la parola epilessia in diverse condizioni. Quindi le limitazioni giuridicamente poste per il bene nostro, dei terzi e della società sono state articolate. Bene, cosa dobbiamo ancora ottenere in maniera, lo ripeto, adeguato volano finanziario per la ricerca, l'inclusione per le farmacoresistenze, un percorso di cura nei territori, un percorso epilessia e prima o poi, appena abbiamo conquistato queste cose, iniziamo a parlare non solo degli effetti collaterali, ma del quadro di mercato. Io non mi permetterò mai di entrare nei termini delle terapie dei singoli farmaci, come bene hanno fatto i professionali. Io però ritengo che noi prima o poi dobbiamo iniziare a porre una discussione per arrivare a un osservatorio dove anche le persone laiche sono all'interno, per capire i vari flussi anche mercantili di questi farmaci. Bene, percorso epilessia. Giancarlo assieme a altri 495 hanno sottoscritto questo, ma ci sono alcuni elementi nella dichiarazione europea molto interessanti, anche rispetto a chi propaganda il fatto che l'epilessia è tutto giusto e perfetto, tant'è che abbiamo Napoleone, Leonardo da Vinci, Santa Teresa d'Avila, cioè, voglio dire, ma perché io mi devo paragonare a degli imperatori, che poi anche dei dittatori, cioè voglio dire, non mi posso paragonare al cittadino italiano, al cittadino che fonda lo Stato e la Repubblica Italiana. Io a quello voglio la dignità. Non voglio acquisire la dignità perché Paganini sapeva suonare. Io non so suonare, devo avere la stessa dignità. Bene, stavolta, anche nella parte medica, eccetera, emergono delle cose estremamente interessanti che voi avete detto, che sono le difficoltà cognitive e relazionali di molti alunni. Non siamo tutti dei Napoleoni, non siamo tutti dei Leonardo, dobbiamo dircelo, e la nostra dignità sta anche nel accettare le difficoltà. Associazione italiana con epilessia. Bene, però vediamo che i problemi del lavoro sono molto importanti, fondamentale la presenza delle autorità provinciali, perché il percorso epilessia sarà anche quello del collocamento mirato. Ringrazierei molto bene un'altra volta Giancarlo se assieme a tutti gli altri parlamentari andassero a vedere l'efficacia della spesa dei budget formativi, dove si fa formazione per il collocamento mirato, progetti come progetto Portici che spendono 2 milioni di euro per il collocamento mirato di 26 persone e non ne collocano uno. Questo è un impegno che nella dichiarazione va fatta, cioè l'efficacia sulle nostre famiglie. Noi non dobbiamo essere efficaci per far volare un volano mercantile dei farmaci, un volano dei finanziamenti europei. Noi dobbiamo pretendere l'efficacia su di noi, su quella qualità della vita che appunto diceva la dottoressa lei. Queste cose sono molto importanti, è bello. Bene, quella squadra è una squadra bipartisan. Sulla proposta di legge, la 2060, dove io rompo le scatole a Giancarlo e tutti gli altri onorevoli che conosco tutti i giorni, perché non è possibile che col governo Prodi, la volta 3 giorni prima che cadesse salta, adesso che 2 giorni prima stava per essere messo all'ordine del giorno e mi salta per bipartisan, doveva saltare uno di sinistra, uno di destra. Va bene, adesso che abbiamo avuto entrambi, speriamo di portarla veramente avanti. E noi cosa abbiamo? Abbiamo appunto
questa possibilità di questa legge che abbiamo a giorni, dovrebbe essere messa all'ordine del giorno e ha in buona sostanza 4 articolati articoli, che sono la questione della guarigione, ma dice l'avete già conquistata. Noi sulla guarigione, e do una notizia importante anche per i professionali, c'è un accordo totale fra AICE e LICE sul fatto che la guarigione debba essere, come sostenuto in tempi precedenti anche bene dall'AICE, la guarigione deve essere certificata in evidenza scientifica e non sulla base di 10 anni o altro, cioè deve essere lasciata la dignità del professionista e alla diversa articolata condizione delle varie epilessie, non di nuovo ridotta a un termine, 10 anni, non esiste questo, è un errore culturale. Bene, su questo ci siamo arrivati e quindi il progetto di legge può perfezionare dando dignità a tutte e due. Il secondo articolo è in buona sostanza la questione di avere un organo, come abbiamo chiesto alla Regione Veneto di avere un piccolo gruppo di lavoro per portare avanti, un organo nazionale per portarlo avanti. Vedo che mi danno gli orologi, ma io garantisco loro che sto finendo. L'articolo 3 è la questione delle farmacoresistenze e l'articolo 4 sulle questioni della mobilità. Mobilità per le persone con epilessia non vuol dire patente. Le persone con epilessia che sono in condizioni di farmacoresistenza, la patente non la possono prendere. Bisogna interessarsi di loro, non solo di chi può prendere la patente, soprattutto di chi non può prenderla. E quindi perché per una patologia io accedo alle agevolazioni sulla mobilità e per l'epilessia no? Bene, l'articolo 4 è quello e ci darà la possibilità di rimuovere nel decreto 59 alcuni inserimenti che sono stati inseriti in maniera assurda. Ad esempio, il rinnovo della patente, che viene dato ordinario nella direttiva europea che avete fatto voi, è dopo 5 anni di assenza di crisi. Chi è stato quel furbino che ha inserito 5 anni di assenza di crisi in assenza di terapia che non era previsto dalla direttiva? Chi è stato? Bene, un errore a cui sapremo rimediare. Vado avanti e in buona sostanza è inutile quello che vi sto facendo vedere. Percorso epilessia Regione Veneto, la risposta ce l'ha data l'assessore e ce l'ha data grazie a questo incontro, grazie a Giancarlo che l'ha convocato, ma grazie a tutti voi e fatevi un applauso perché è merito vostro che siete venuti fuori e ce l'abbiamo fatta. Davvero grazie che ci avete emozionato. E questo percorso epilessia che a breve, a giorni partirà, un abbraccio, tremo dalla felicità, tranne che per Fausto Pizzirani che mi annoia sempre, perché è cattivo, però io per il resto, grazie. Bene, grazie a lei e davvero procediamo velocissimamente con Paolo Bonanni, lì c'è un microfono. Ci sono 4 slide, quindi andiamo alla nostra famiglia IRCS Polo di Conegliano e poi come promesso ovviamente parola ai presenti. Io ringrazio ovviamente l'onorevole Scottà per avermi permesso di essere qui oggi in rappresentanza dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Medea, il Polo di Conegliano e Pieve di Soligo, appunto della nostra famiglia che forse conoscete meglio sotto questa edizione. Sono qui per, allora mi chiamo Paolo Bonanni, sono il responsabile appunto dell'unità di epilessia dell'IRCS Medea, sono qui per raccontarvi un'esperienza del vostro territorio. Allora, principalmente, proprio brevissimamente, è un'esperienza che ha 2 peculiarità. L'IRCS Medea si è sempre occupato di epilessia da sempre praticamente, però nel 2006 questa attività si è strutturata in una vera e propria unità. Abbiamo cominciato a lavorare sulle persone con epilessia, ci siamo accorti presto che c'erano delle difficoltà nel senso che
Quando noi arrivavamo a curare i ragazzini di 16-17 anni, dovevamo poi pensare di rimandarli ad altre strutture. Questo per noi era un grosso problema. Abbiamo quindi scelto di garantire a queste persone la continuità assistenziale. Da qui è nata quindi un'unità di epilessia che non si occupa soltanto di bambini, di adolescenti, ma che si occupa di bambini, adolescenti ed adulti, cioè lo stesso medico garantisce la continuità assistenziale per la persona che ha l'epilessia, dal bambino fino all'adulto. Questa credo che sia una peculiarità, una cosa un po' innovativa, una cosa che non si ritrova facilmente nel territorio nazionale. L'altra peculiarità è che il nostro interesse non è soltanto nel ridurre le crisi, il nostro interesse è quello di migliorare la qualità della vita delle persone che hanno epilessia. E allora non c'è soltanto l'epilettologo, il neurofisiologo che si occupa della persona, ma c'è un'equipe multidisciplinare. Vedete lì c'è l'epilettologo, c'è il pediatra, c'è lo psichiatra, c'è il fisiatra, c'è l'oculista, c'è il neuropsicologo, c'è l'assistente sociale, ci sono tutta una serie di terapisti che lavorano solo su quello, quindi si occupano della persona con epilessia e la accompagnano nel percorso che non è soltanto quello medico, ma è quello sociale anche, quindi di riabilitazione, perché è stato detto benissimo prima sia dal professore Dalla Bernardina che dalla dottoressa Vecchi che la persona che ha epilessia, bambino o adulto, hanno tutta una serie di problematiche e noi cerchiamo di affrontarle tutte, quindi cerchiamo di accompagnare le persone in questo percorso. Se mi dà la prossima. Noi abbiamo dei posti letto, quindi è una vera e propria unità ospedaliera, abbiamo 6 posti letto per la degenza, 7 per degli hospital, facciamo delle visite ambulatoriali. Delle 6 stanze di degenza abbiamo 2 stanze che sono dedicate al monitoraggio prolungato video EG, quindi è un'attività di alta specializzazione. Abbiamo una stanza che dedichiamo alle emergenze e una alle urgenze, diciamo, che sono meno impellenti. I pazienti sono tutte le persone che hanno epilessia, in realtà come centro di terzo livello, noi siamo un istituto riabilitativo, vediamo prevalentemente quelle persone che hanno delle epilessie più difficili, quelle che avete chiamato stamattina epilessie farmaco-resistenti, quelle invalidanti, quelle più complesse. Ad esempio siamo centro ormai di riferimento nazionale per una delle sindromi genetiche che è stata nominata stamattina, che è la sindrome di Angelman, abbiamo circa 70 pazienti in carico, quindi abbiamo un lavoro anche di questo tipo. Il personale del centro è quello che vedete, ci sono i medici, sono 4, i neuropsicologi sono 2, i tecnici che sono 3-4, c'è una segretaria e poi c'è tutta l'equipe costituita da quelle figure che vi ho già accennato prima. Adesso mi dà l'altra. Questa è la dotazione del nostro laboratorio, abbiamo appunto quello che ci caratterizza, credo, proprio per la difficoltà organizzativa che pone, sono le 2 stanze attrezzate per il monitoraggio video EG prolungato, cioè quello che è prolungato si intende maggiore alle 12 ore, quello che ci permette di fare tutti quegli studi sul sonno, a cui accennava per esempio il professore Dalla Bernardina, di studiare veramente se le anomalie intercritiche, le anomalie parossistiche hanno poi producono un danno anche sul resto delle funzioni della persona. Vediamo la prossima, tanto veramente velocissimamente. Abbiamo delle collaborazioni proprio su tutte le cose che il professore diceva stamattina, cioè sulla chirurgia dell'epilessia, sull'impianto dello stimulatore vagale, sulla DBS che è appunto la Deep Brain Stimulation, cioè quelle attività di neuromodulazione. Abbiamo delle collaborazioni con Milano, col centro Munari per la chirurgia dell'epilessia, nello stesso modo con la chirurgia di Vicenza, con la chirurgia di Udine. Per l'impianto dello stimulatore vagale l'impianto viene effettuato presso la chirurgia di Udine. Per la DBS, cioè la stimolazione profonda, dobbiamo rivolgerci alla chirurgia di Vicenza. Queste collaborazioni hanno dato dei frutti perché i pazienti ormai impiantati e operati sono parecchi. C'è una collaborazione per la neurogenetica, proprio perché ci interessano le cause anche dell'epilessia. Per fortuna abbiamo un laboratorio, che è il laboratorio del nostro istituto, che praticamente fa tutti i geni epilessia. Abbiamo anche una collaborazione per la neuroradiologia, che è quella con l'ospedale di Conegliano, e per le cose un pochino più complicate abbiamo una collaborazione con la neuroradiologia di Pisa, quella del CNR. La prossima. Questo è per dare un po' i numeri, seguiamo quasi 1500 persone ormai con epilessia, sia tra bambini e adulti, stabilmente sono circa 1000-1100 quelli che riusciamo a vedere ogni anno, stabilmente più volte l'anno. E poi sotto vedete sono indicate un pochino le attività neurofisiologiche che vengono svolte. Penso che riusciamo a coprire un po' tutte le attività cliniche, però ripeto, la nostra peculiarità è quella
che dicevo all'inizio, di riuscire ad accompagnare la persona in tutto il percorso, quindi dal bambino all'adulto, e soprattutto di non occuparci solo della parte medica, ma di cercare di occuparci anche di tutto il percorso riabilitativo, di tutte le problematiche anche piccole, tutte quelle che sono state dette della persona che ha epilessia. Penso che sì, di aver detto più o meno quello che volevo dire. Grazie. Grazie a lei, dottor Bonanni. Io prenderei il microfono radio in modo da poterlo ovviamente dare a chi di voi vuole intervenire, e magari lo fa presentandosi e poi indicando anche a chi rivolge la domanda. Grazie per rompere immediatamente il ghiaccio. Buongiorno, io mi chiamo Ramona e vorrei chiedere al professor Bernardo della Bernardina, se non sbaglio. Dunque, io ho delle crisi da quando avevo 13 anni, prima crisi epilettiche vere e proprie, con svenimento, tremori, bava alla bocca, insomma i classici sintomi. Adesso ho solo assenze parziali, come si chiamano, e assumo 4 tipi di medicine, mattina, mezzogiorno, sera. Vorrei sapere cosa si può fare per migliorare questa situazione. Perché quando mi vengono queste assenze parziali, io sento quando mi vengono, perché mi prendono qua allo stomaco, avviso chi mi è vicino, l'unica cosa da poter fare è, non so, coricarmi, perché ho sempre paura di svenire, e dopo io magari sono sveglia, rispondo anche alle domande che mi fanno, dopo mi dura circa 3-4 minuti, e a volte si sente generalmente quando mi passa, avviso la persona che è con me e gli dico: guarda, mi è passato, io non ricordo niente di quello che ho detto, di quello che ho fatto, però se sono da sola posso prendere la porta, andare fuori attraverso la strada, non sono, cioè anche se sono sveglia non sono cosciente di quello che faccio. Bene, grazie per questa testimonianza. Cioè, è un pericolo, insomma. Certo. E a causa di tutto ciò non riesco mai a trovare un lavoro, perché quando li trovavo, come mi veniva una crisi, mi mandavano via. Posso farti una domanda? Prego. Posso farti una domanda? Sì, sì, certo. Sulla questione lavoro, hai la certificazione di invalidità? Sì, certo. Percentuale? Adesso è tantissimo che non l'ho fatta, comunque non raggiungo per avere un lavoro. Ok. Nelle fasce protette, insomma. Sì, non vorrei deluderti, ma con questo chiarisco anche eventualmente per le prossime domande. Non sono in grado di risponderti. Non sono in grado di risponderti perché dalla tua descrizione non sono in grado di fare una diagnosi, e questo è un qualche cosa che vuole anche essere un messaggio, nel senso che le informazioni ovviamente devono essere più precise. Potrei avere delle idee e informarti, ma penso che nel momento in cui sei in terapia la diagnosi sia stata fatta, e devo presumere che sia stata fatta correttamente. Non ti so rispondere se i 4 farmaci sono l'unica alternativa, se ci possono essere altre alternative. Credo però che questi dubbi dovresti esprimerli a quello che è il tuo curante. Qui approfitto per dire un'altra cosa. Il dottor Pesce, che io conosco da tanti anni perché purtroppo sono vecchio, più di lui,
non ha perso tutta una serie di illusioni da quando si è imbarcato in questa condizione. Io ho una storia vecchia, sono stato negli organismi internazionali della IVE, sono stato presidente della Lega Italiana contro l'Epilessia e ho avuto a che fare continuativamente con laice e variegate varianti delle associazioni. Credo che vadano tenute presenti due cose. Quello che rende difficile la progressione di un'organizzazione più adeguata è rappresentata dal fatto che da una parte il mondo medico non ha acquisito una consuetudine a dei rapporti chiari e c'è la tendenza da parte dell'utente nel momento in cui alcune cose non gli sono chiare, invece di chiarirsele con il suo sanitario, di andare in cerca di un altro sanitario che potrebbe forse chiarirgliele meglio, ma generalmente in un circuito che non vede collaboranti le diverse strutture che nella storia. E la seconda considerazione è che è vero che facendo i numeri che fa Pesce ci sarebbero 300.000 persone almeno, ma possiamo fare anche l'1% e fare 600.000 persone. Però provate a fare una considerazione. Qualsiasi sia il tipo di associazione è sostenuta da persone con epilessie farmacoresistenti. E state attenti, non farmacoresistenti per alcuni anni, ma farmacoresistenti nel corso della vita. Le associazioni in Italia per l'epilessia, l'AICE e le altre varianti, sono fatte da queste persone, alle quali ovviamente va il ringraziamento per questo sforzo continuo, ma è fatto solo da queste persone. Allora, tanto per incominciare, solo andando sempre a una valutazione numerica, siccome calcolando, diciamo che è il 30% che è farmacoresistente, qui i numeri diventano 90.000 sul piano nazionale, se è lo 0,5%, e se lo dividete per 20 regioni e lo proporzionate alla popolazione, fate conto che nel Veneto andiamo dalle 600 alle 1200 persone. Frazionate da diversi tipi di associazione, non nel senso di associazioni l'uno contro l'altro armate, ma una quota significativa delle epilessie farmacoresistenti, in particolare in età pediatrica, come ho cercato di dire questa mattina, come vi ha appena ricordato Bonanni, sono forme di epilessia che sopravvengono in altre condizioni patologiche. Lui ha parlato della sindrome di Angelman, c'è la sindrome di Dravet, eccetera. Siccome quelli sono numeri più bassi, sono tutti oggi garantiti in maniera molto più attiva da associazioni delle diverse singole condizioni. Perché? Perché naturalmente, essendo numericamente più bassi, statisticamente è più difficile che esistano delle conflittualità politico-organizzativo-amministrative al loro interno. Quindi bisognerebbe che dal punto di vista del mondo sanitario, invece che fare tanta pubblicità per se stessi, si cercasse di restare in circuiti di comunicazione che fossero deontologicamente corretti e utili al paziente. E da parte dei pazienti non pensare sistematicamente che quando una cosa non va è perché il proprio medico ha sbagliato, perché probabilmente ha fatto le cose giuste. E se c'è bisogno di un'informazione, cercare di avere ulteriori informazioni, ma utilizzando sempre il proprio medico. La ragione per la quale non mi sogno di risponderti, perché penso che se un problema c'è, sarebbe da valutare insieme a chi ti sta seguendo in questo modo, che sicuramente lo sta facendo in maniera corretta e col quale eventualmente sono disponibile ad interfacciarmi, ma non direttamente con te in assenza di chi ti cura. Questo te lo dico perché così evito che ci siano altre domande, non perché non ti voglio rispondere, ma perché non penso che sia corretto rispondere. Ed è la posizione alta.
Grazie professore, un'altra domanda? Sì. Buongiorno, io mi chiamo Pina Azzara Calabrò, da 11 anni sono dell'Associazione Italiana contro l'Epilessia e mi trovo da un anno adesso la sede presso l'ospedale Caponcello di Treviso e volevo comunicare ai presenti che mi trovano al martedì mattina dalle 9 alle 11 o chiamando attraverso il centralino oppure la linea di diretta 0422 322 589. Volevo spiegare, e qui mi rivolgo all'onorevole Scottà. Noi abbiamo, in 11 anni ci sono transitate 200 persone. Prima eravamo noi di Treviso, sezione provinciale, coordinate con Vicenza, poi Vicenza si è tolta dall'AICE e adesso siamo con Padova da 3 anni. Allora spiego questo. Ho tentato per tanti motivi, per tanti bisogni, sia a livello scolastico, perché diciamo epilessia a Treviso, nonostante i 600 casi di adulti e 1 migliaio di bimbi nell'età pediatrica, e ci troviamo tutte le cose che voi avete detto giustamente, però noi vivendole sia come famiglia e sia a pelle per i bisogni giornalieri, ci troviamo veramente che non siamo aiutati da nessuno. Mi rivolgo a delle situazioni che troviamo veramente in difficoltà. Io dal 2005 attraverso l'Apice, un'altra associazione del Piemonte, che sono stata a un convegno, ho conosciuto i fondatori del centro, se mi aiuta il dottor Bonanni, cos'è il centro di Pisa, esatto, Stella Maris, e poi abbiamo conosciuto il dottor Bonanni che è arrivato e quindi abbiamo cercato sempre, mi pare, no, dottor Bonanni, a collaborare perché i bisogni arrivano in associazione laddove hanno l'aiuto estremo, il bisogno estremo e hanno bisogno di un aiuto. Per cui il lavoro nostro, veramente abbiamo bisogno di lei, onorevole Scottà, che ci dia, che ci aiuti, che ci sorregga, perché primo quando sono piccoli, poi la scuola abbiamo visto, poi anche perché abbiamo dei taraggi che curavano con psicofarmaci potenti, per cui tipo Gardenale e altre sostanze che magari non servivano per anni e anni, e ci siamo trovati a scontrarci con la realtà scolastica. Poi anche abbiamo lottato con l'università e lì pungolando le famiglie sono sempre in prima linea, capisco, però vorrei gentilmente che anche voi ci aiutaste e non spente le luci di dimenticarci. Grazie. Grazie a lei. Ecco, grazie a lei. Poi immagino nelle conclusioni che lasciamo all'onorevole ci sarà anche la risposta, ma diciamo subito che queste luci sono state accese proprio da chi vuole sensibilizzare e aiutare in questo percorso. Un'altra... se c'è una domanda, magari anche secca, così riusciamo a dare risposte. Sì, sono Brigato, sono il presidente dell'AICE Verona. Niente, mi rivolgo al dottor Dalla Bernardina per una delucidazione. Quando parla di mutazione genetica, ci può parlare anche di ereditarietà? In questo caso, o si tratta di mutazione genetica durante il percorso della vita di un malato di epilessia? Grazie. La mutazione genetica è un qualche cosa che corrisponde a un errore di programma, il che significa che sta alla base, sta all'origine, non è un qualche cosa che può essere acquisito nel corso del tempo. Però non significa necessariamente che sia stato ereditato, e cerco di spiegarmi. Se io sono portatore di una mutazione genetica, nel momento in cui ho un figlio posso passargli la mia mutazione genetica. In quel caso mio figlio ha una mutazione genetica che ha ereditato da me.
Però può succedere che io non abbia la mutazione genetica, che la mia partner non abbia la mutazione genetica. Lei sa certamente che nel momento in cui si va a creare l'insieme genetico, il corredo genetico del figlio, quello è il risultato del fatto che metà del mio si divide, metà di quello della mia partner si divide e le due delle metà si ricongiungono. Nel momento del ricongiungimento ci può essere un errore che si crea in quel momento e si realizza una mutazione. In quel caso la mutazione è geneticamente determinata, ma non è stata trasmessa, tanto che per distinguerla la si definisce in una maniera tecnica che è facilmente comprensibile come mutazione fresca o mutazione de novo, cioè il disturbo genetico nasce con quel concepimento. Nel primo caso ovviamente c'è il rischio che con altri figli, se io sono il portatore, abbia degli altri figli con la mutazione. Nel secondo è un incidente e di conseguenza non c'è rischio che questo si ripeta. Ovviamente il mio figlio che avesse questa mutazione acquisita per incidente, non trasmessa da me, diventa però un portatore eventualmente di quella mutazione. Non so se sono riuscito a spiegare. Grazie professore. Sono Elena e voglio fare una domanda un po' generale a chi è in grado di rispondermi. Gli elettroencefalogrammi, quando rientrano nella norma e una persona per 10 anni dimostra che è in grado di lavorare nelle scuole, nel mio caso, di insegnare, perché i neurologi che ti stanno seguendo non possono avvalersi anche delle capacità di difendere il malato, perché non si può generalizzare se parliamo di epilessie. C'è chi ha un'epilessia grave che non può per carità guidare, ma c'è anche chi per 10 anni si trova a fare una vita normale e poi viene colpito prima dalle leggi che limitano l'insegnamento, poi da quelle che nonostante tu dimostri l'abilità all'insegnamento, devi fare un passo indietro, ricostruirti un lavoro, e è un po' la mia storia, e tornare a scuola e ricostruirti una professionalità. Ma in tutto questo, quanto i medici devono dimostrare il tuo grado di epilessia, perché sennò rischiamo di non essere integrati. Io mi sento clandestina, anche se sono riuscita e sono felice a ricostruirmi una professione, però con le leggi che stanno venendo avanti rischio anche di perdere questa possibilità, perché mi è stata preclusa la possibilità di inserirmi nel campo scolastico, per paradosso, quando ho passato un concorso scolastico dove avevo l'abilitazione all'insegnamento. Ho lavorato per 10 anni e credo che qualcuno doveva dimostrare che non avevo recato danno, anzi sono sempre stata stimata e dovevo essere semmai aiutata, perché visto che ci sono tanti bambini affetti di epilessia, chi meglio può capire una situazione, magari essere utile, perché è già nel campo dell'epilessia. E questa è la domanda. E poi l'ultimo che credo può rispondere dalla Bernardina, non è stato, mi sembra, trattato il collegamento tra l'episodio di una crisi e l'emozionalità. Io ho riscontrato che quando sono sotto stress e ho delle emozioni molto forti è più facile che accada un episodio di epilessia. Se sono più tranquilla ho anche episodi molto molto banali che mi sono anche in grado di gestire. Non voglio prolungare e portare via tempo, vedete voi, non rispondono. Grazie. Scusate, una domanda secca sempre dall'AICE di Verona. Ecco, credo che sia opportuno pensare a trasferire le buone pratiche che sono state illustrate anche dal dottor
Bonanni, dalla dottoressa Vecchi, questo atteggiamento di cura comprensiva, diciamo, per tradurlo letteralmente, che non è solo la cura medica, e questo lo diciamo sulla scorta di quello che vediamo anche negli incontri di mutuo aiuto che noi facciamo e che riscontriamo hanno veramente un effetto benefico per le persone che si sentono finalmente inserite e supportate, perché guardate che la realtà che viviamo adesso, con tutta una serie di cambiamenti legislativi, non ultimo quello che ha ridotto anche la mobilità delle persone con epilessia, creano delle situazioni veramente di impatto fortissimo. Siamo a conoscenza di situazioni che hanno portato anche a lutti, quindi bisogna fare uno sforzo notevole perché questi livelli di assistenza si assestino su tutto il territorio regionale e non solo su porzioni di esso, insomma. Bene, grazie anche a lei, però ce ne sono già intanto, non so se il segretario alla prima della signora... C'è la questione dell'emotività che è un conto, io sì, posso rispondere sull'altra, anche sul buon senso, il malsenso della legge, che per l'insegnante poteva essere una risorsa, no? Allora, cominciamo dalla emotività, che mi sembra la cosa più semplice. Allora, premesso che lo stress emotivo non può causare epilessia. Quindi, premesso che non si può ipotizzare... Non è capace di fare il suo lavoro? Sì, va bene, va bene, d'accordo. Va bene. Vi inviterei a interloquire un attimo. Provo a rispiegarmi. A domanda, risposta. Allora, sì, beh, certo, e se mi sono spiegato male mi scuso. Premesso che lo stress emotivo, quando dico non può causare epilessia, non intendo non può far venire una crisi, intendo non può essere la causa eziologica causale dell'epilessia. Poi ognuno può essere di un'opinione diversa. Ho capito? Sì. Ho capito che persone che hanno stress non per forza devono avere la crisi, persone che hanno le crisi lo stress invece. Certo, quindi premesso questo è indubbio che nel momento in cui uno è predisposto a fare delle crisi ci sono tutta una serie di variabili ambientali, esterne e interne, ok? Che possono scatenare le crisi e fare sì che uno ne abbia più frequentemente in determinate condizioni piuttosto che in altre. Non solo lo stress, anche le variazioni meteorologiche, come avviene per esempio per gli incidenti di lavoro. Determinate condizioni stagionali favoriscono l'incremento degli incidenti sul lavoro. Benissimo, quindi non c'è ombra di dubbio. Tenete inoltre presente che siccome uno dei meccanismi facilitanti le crisi è il disturbo del sonno, se la condizione di stress si trascina anche, si associa a un disturbo dell'organizzazione del sonno, questo può facilitare le crisi. Questo è un dato di fatto sicuramente incomputabile. Prima di passare la parola al dottor Pesce, per quella che è la prima parte della domanda, è indubbio che in una presa in carico adeguata e in un rapporto di fiducia, a un certo punto bisogna che il paziente in qualche maniera si affidi anche ai consigli del curante. È un dato di fatto che il fatto di avere la possibilità di fare delle crisi nella vita, nella programmazione professionale è un qualche cosa che dovrebbe essere preso in conto, perché è evidente che a dell'elettroencefalo normale, in presenza di crisi che non comportano degli inconvenienti maggiori, crisi che comportino un disturbo della coscienza, rappresentano una responsabilità nel momento in cui uno dovesse trovarsi a gestire condizioni che implicano la protezione di altri
che potrebbe essere messa a rischio da un qualche cosa che è banale come manifestazione critica, ma che in qualche maniera può disturbare sul piano della continuità dell'attenzione. E per la terza domanda io vorrei che fosse chiaro che quando si parla di organizzazione in rete dal punto di vista sanitario e dal punto di vista della possibilità di offrire non solo il momento diagnostico o del consiglio terapeutico nella presa in carico quotidiana, il sistema della rete non deve essere un qualche cosa per cui ci sono tanti punti teoricamente collegati tra di loro, per cui uno se li fa tutti uno alla volta. Allora è possibile che io veda in un anno un X numero di pazienti dal punto di vista diagnostico della puntualizzazione terapeutica, ma perché questo possa avere una traduzione reale nella presa in carico non posso pensare di farla io. Non esiste al mondo la possibilità che la presa in carico sia rappresentata da un punto di riferimento a 100 km, 200 km, 300 km. La rete deve essere un qualche cosa per cui il centro che in qualche maniera ha un livello superiore è correlato con il medico della periferia e la presa in carico nell'ambito generale non può che essere supportata eventualmente dalla consulenza in qualsiasi momento. Se no io posso vedere, come dice Bonanno, lui può vedere 600 sindromi di Angelman, ma siccome 600 sindromi di Angelman per farle bisogna riceverle da tutto il territorio nazionale, può essere che il consiglio terapeutico della presa in carico viene dalla nostra famiglia e Conegliano, dal dottor Bonanno, ma non sarà certo lui che potrà fare questo, nella sua equipe che lo può garantire, se non è punto di riferimento per gli operatori sul territorio. Quindi non si può pensare che ogni centro diagnostico di un certo livello di terapia rappresenti l'unico punto di riferimento per la presa in carico, se no la presa in carico chiaramente non ci sarà. Scusate, intervengo solo perché effettivamente la sindrome di Angelman è una malattia rara, per cui è già particolare per conto suo per questo motivo. Il nostro lavoro è proprio quello che ha detto il professore, cioè noi valutiamo il bambino, facciamo una serie di valutazioni che danno un piano riabilitativo e poi il lavoro, la sfida è quella di contattare il territorio, di mettersi in rete con le persone che sul territorio fanno riabilitazione e diamo delle indicazioni, quindi in questo modo poi abbiamo dei ritorni se il nostro piano riabilitativo è stato corretto o meno. Quindi lo sforzo è questo, è difficile, ma su alcune cose riusciamo a farlo, insomma, proprio però rivolgendoci al territorio, questo è chiaro, perché se non c'è un interlocutore locale è impossibile dare delle indicazioni, rimarrebbero nel vuoto, insomma. In effetti vengono da tutta Italia, quindi è vero quello che dici. Grazie. E non so se vogliamo aggiungere qualcosa? No, ho tre risposte, due domande secche e una considerazione. Prego. Allora, la prima, la cura dell'epilessia italiana corrisponde alla stessa cura dell'epilessia che c'è in Europa? Seconda, il medico è così onesto da dichiarare che ha un limite e non è più in grado di aiutare il malato e indirizzarlo a un altro medico più a conoscenza della malattia? Queste sono le due domande. Invece la considerazione, la sperimentazione sugli animali è assodato che non serve a nulla, perché e poi gli esperimenti vengono fatti sulle persone. Grazie, belle risposte secche, le prime due domande secche probabilmente sono no e no. La da lei. Come no? La da lei. Queste due secche e poi c'era la prima. A parte il fatto che è una questione, credo che i professionisti possano... No, va bene, ma di esperienza, no? La sua esperienza. Allora, pronto? Sì. La questione AICE è molto chiara sul rapporto medico e persona servita. Per noi è molto chiaro, l'AICE dice sempre hai un medico curante, quando ci sono delle criticità e nel nostro panorama le criticità sono anche frequenti, proprio per stabilire, per consolidare il rapporto di fiducia è che anche a irrazionali dubbi che sono leciti per un familiare, sto facendo il massimo per mio figlio, questo
è una domanda normalissima, sto facendo il massimo per me, lo si assolve tramite il consolidamento con il rapporto col medico curante, dicendo guarda, io ho queste criticità, so che razionalmente tu mi hai dato tutte le risposte possibili, ti chiedo per cortesia di fare una verifica, mi puoi aiutare tu a avere un ulteriore consulto? Anche l'irrazionalità esiste, non esiste solo la razionalità, e nell'emotività che le persone vivono nella patologia deve essere considerata e portata avanti. Io la domanda sul fatto ha l'onestà il professionista nel dirti che non è più in grado? Questa è una domanda molto semplice da rispondere, nel senso che il mondo dei professionisti è composto da individui che si assumono le responsabilità, eccetera. Non è una risposta corporativa, no, i medici non hanno, anzi, io per quello che conosco delle difficoltà magari di comunicazione possono esserci, ma io credo che all'interno del mondo dei professionisti noi abbiamo dei riscontri, non sto difendendo una casta, sto difendendo persone con cui noi quotidianamente abbiamo delle relazioni. Nei momenti di criticità molte sono le famiglie che ci telefonano e dicono ma a chi possiamo andare? E noi ripetiamo sempre, tu se hai delle criticità vai dal tuo medico curante e glielo dici e stabilisci un rapporto, punto e basta. La dottoressa Recchi voleva aggiungere qualcosa. Sì, rapidamente. Sicuramente in Italia esistono appunto dei centri di riferimento, ovviamente per appunto la cura dell'epilessia, perché sono persone neurologi dedicati appunto alla cura. E comunque appunto il colloquio con il proprio medico di base è fondamentale. Uno. Quindi siamo al pari dell'Europa, anche perché l'Italia è molto attiva, molto attiva, sì, forse anche qualcosa di più. La seconda domanda non me la ricordo più, mentre invece per quello che riguarda la sperimentazione, scusate, ma a livello di farmaci che vengono immessi in commercio devono passare tutta una serie di situazioni di controllo ed essere di sicurezza per il paziente. Non è un caso che alcuni farmaci sono stati bloccati nella fase di sperimentazione per passaggio poi appunto alla sperimentazione nell'uomo, perché si è visto che appunto non si poteva. Mi scusi, mi chiamo Luisa, sono di Verona. Intanto volevo fare una domanda al dottor Della Bernardina. Le donne possono avere figli? Le donne con epilessia naturalmente? Si riferisce al fatto di avere l'epilessia? Una donna con epilessia? Sì, ma lei si riferisce al fatto di avere l'epilessia o al fatto della terapia? No, semplicemente se può avere figli. Certamente, ovviamente le limitazioni sono eventualmente condizionate da situazioni particolari che diano, tra le altre cose, delle crisi epilettiche, voglio dire. Allora, se ci sono delle patologie, come ce ne sono tante, che tra gli altri sintomi hanno l'epilessia, ma che come patologie di base rappresentano un inconveniente, questo è un inconveniente che non è legato all'epilessia. Se c'è solo il disturbo epilessia e se questa epilessia non fa parte di una di quelle forme ad altissimo rischio di ricorrenza, non vedo quale sia la ragione per la quale una signora non debba avere una gravidanza. Sì, la domanda non era per me perché sono addirittura nonna. Comunque passo il microfono a un'altra signora. Ci sono tantissimi nostri soci che hanno fatto figli, cioè, no, è normalissimo. Poi dipende dal quadro. Ci sono i medici che hanno proibito di far figli. Va bene, ci sono tanti stati, ci sono tante... No, ma signora, è lo stesso discorso. Ascoltate, in tutte le cose della vita l'essenziale è cercare di intendersi, non di curare. Allora, quando lei dice ci sono tanti medici, le dico, gliel'ho premesso, ci possono essere condizioni nelle quali c'è anche il disturbo epilessia e per le quali
può essere sconsigliabile o per la salute della signora o per la salute del futuro nascituro, può essere sconsigliabile una gravidanza. Allora, quando lei dice conosco dei medici che hanno sconsigliato, è possibile che questo sia successo? Potrebbe essere che sia un medico ignorante, come posso essere io in tante cose e come possiamo essere tutti qui dentro nella sala, ma potrebbe anche essere che aveva delle ragioni ben precise che lei non conosce e che di conseguenza non vuol dire che necessariamente era ignorante. Allora, se lei mi dice il fatto di avere un'epilessia è una controindicazione alla gravidanza, le dico assolutamente no. Però ci possono essere condizioni. Il fatto di avere il diabete è una controindicazione alla gravidanza? No, ma ci sono delle signore con un certo tipo di condizione diabetica per le quali è sconsigliabile che ci sia una gravidanza, è talmente ovvio. Un'altra cosa vorrei dirle, prima ha fatto tutto un elenco di cose lì che, essendo che intanto mi chiamo Irene, scusi, ma lei tutto quello che ha detto lo mette in pratica nel suo servizio? Non so a quale elenco di cose lei si riferisca. Allora, io ho fatto un elenco delle cose, delle attuali conoscenze. Allora, lì dentro ci sono delle cose che io non metto in pratica, nel senso che non sono nella mia competenza. Se ne parlo della neuromodulazione di cui ha parlato Bonanni, lo stesso Bonanni gli ha detto, anche perché non può mica pensare che determinati tipi di attività come l'intervento chirurgico eventuale venga fatto in tutti i posti del mondo. Allora, le cose che ci sono lì dentro, quando sono necessarie, siamo in grado di comunicare con centri specializzati ad hoc per le diverse condizioni per fare quelle cose, certo. È un momento quando questo trova una giustificazione, non semplicemente perché esistono. Allora, nel momento in cui, prendendoci o sbagliando, perché ribadisco, il mio margine di errore non è inferiore a quello degli altri, nel momento in cui ritengo che una cosa possa essere utile, nel momento in cui ho un dubbio la discuto con chi di competenza e insieme si decide se viene fatta o non viene fatta. Certamente non sono d'accordo sul fatto che venga fatta solo perché, siccome esiste e si vuole evitare di affrontare la realtà, si continua a cercare di fare dell'altro facendo del male al paziente, perché si continua a girare il problema invece di affrontarlo. Grazie professore. Vediamo se ci sono altri che fanno. Sì, no, è stato detto. Bisogna... Io sono Bonanni, abito a Verona e ho un figlio che ha l'epilessia. Adesso sta prendendo il Toleb e Keppra, gliel'hanno ordinato in Danimarca. Però quando le faccio fare i dosaggi qui in Italia devo pagare il ticket, è un ticket molto alto qui in Borgo Roma Verona. Io chiedo a questi pazienti che certi farmaci sono assistiti dal servizio sanitario, certi che sono molto efficaci, perché da quando prende questi farmaci lui non ha più niente, si è dimenticato dell'epilessia da anni. Se è assistito o non è assistito, mi ha capito? Tutto lì. Se non è qui, non assistito. No, ma il problema è quello del ticket. Sì. Devo pagare il ticket 50 euro e le faccio fare gli esami dei dosaggi. La spesa, l'articolo 2 della legge parla appunto della costituzione di un comitato fra istituzione, associazione laica, associazioni professionali, proprio perché nel quadro generale sia dell'esenzione dei farmaci, sia di tutte altre cose, ci sono delle disparità, mi spiego? E stiamo proprio cercando a livello territoriale con i percorsi epilessia, a livello nazionale con la legge e a livello europeo di cercare di trovare
dalla Danimarca all'Europa, un equilibrio razionale dove il cittadino europeo abbia omogenea cura. Mi sono spiegato? Grazie. Dobbiamo ancora... non abbiamo ottenuto tutto. Magari. Sì, tenga presente che anche dietro questo c'è un razionale, per cui non è possibile smontare una condizione di questo genere solo in maniera associazionistica, facendo pressione. Bisogna portare un contributo che documenti il cosa. Allora la ragione per la quale l'oxacarbazepina, cioè il TOLEP, e l'eritiracetam, cioè il Keppra, non vengono dosati come il barbiturico, la dintoina e la carbamazepina, perché la letteratura scientifica mondiale documenta che non c'è razionale scientifico per utilizzare quei dosaggi nell'ambito della pratica clinica, perché il range che è riscontrato nel sangue ha una variabilità interindividuale, per cui mentre avere un livello X di barbiturico è fondamentale per il trattamento, conoscerlo è fondamentale, per il TOLEP, l'oxacarbazepina, il Lamictal e altri, il Topamax, si ritiene, non lo riteniamo noi, è documentato scientificamente che l'aggiustamento terapeutico va fatto sulla clinica e non sul riscontro del livello ematico. Allora, per fare in maniera che non venga tolto quel ticket, non basta dire non è giusto che ci sia il ticket, bisogna che si contribuisca con un'evidenza scientifica che quell'esame è assolutamente fondamentale per l'assistenza del paziente. Bene, prima di andare a conclusione facciamo... Grazie, Bonanni, diamo una risposta e dopo andiamo alle conclusioni perché purtroppo volevo ci un chiudono attimo fare una domanda e poi posso? Prego. Mi chiamo Rita Salini e volevo riferirmi al dottor Bernardina. Volevo chiedere un'attinenza oppure di una crisi epilettica o pseudoepilettica dovuta a una parassitosi intestinale con le sue tossine, oppure anche una scaletta oppure un diario dei cibi, perché certe sostanze possono scatenare una pseudocrisi epilettica. Faccio un esempio. A qualcuno è capitato con il caffè in bustina, oppure anche facendo un diario hanno riscontrato delle crisi epiletiche con vertigini soltanto per mangiare i peperoni, oppure anche addirittura assumendo un tipo di vino all'infuori di un altro portava alla delle vertigini e una difficoltà di deambulazione finché poi non veniva assimilato queste sostanze. Esiste questo? Io ho riscontrato di sì, nel mio lavoro io l'ho riscontrato. Che lavoro fa, mi scusi? Io sono una pranoterapeuta e sono di origine cimbra e ho ereditato dai miei antenati questo, e abbiamo una scuola triennale a Vittorio Veneto di pranoterapia con 15 medici, tra cui anche il dottor Cosumano, Sanzuol, da Scottà, medici veramente di dottor Sacchetta, e una preparazione molto, molto profonda e sentita, e adesso non vado a dilungarmi, ma di casi curati anche la nostra famiglia per crisi di epilessia che si sono poi anche terminate con dei buoni risultati soltanto per difficoltà digestive, stimolando il sistema vagale, oppure per avere dei canali linfatici non molto aperti o dovuto anche alla nascita un po' traumatica. Grazie. Ecco, grazie.
Andiamo in conclusione allora. Dopo io rispondo alla domanda della signora dicendo che sì, i farmaci possono avere effetti collaterali, il tremore può essere un effetto del DEPA, eccetera, sicuramente la perdita di memoria forse va messa in correlazione anche con la causa dell'epilessia, però veramente, questo sono d'accordissimo col professore Dalla Bernardina, cioè bisogna davvero rivolgere al medico di base queste domande, al medico curante, e non aver paura di chiederle, perché i medici curanti devono rispondere a queste domande. Io le darei una risposta sbagliata o generica, ma lui invece, che conosce la sua storia, le darebbe una risposta precisa. Quindi la raccomandazione, la mia almeno, è quella di fare le domande. Non abbiate paura del medico che è là seduto e che sembra su un piedistallo. Queste cose vi vanno chieste, così come le state chiedendo a noi in modo anche, diciamo, molto diretto. Per cui siate diretti anche con i vostri rispettivi medici curanti, direi che ne avete il diritto, insomma. E all'altra domanda onestamente non so rispondere. Sì, no, quello gliel'ho detto. No, la domanda della signora. Allora, no. A me non è chiaro, e qua vorrei andare via oggi, con una risposta che sia definitiva, perché 3 anni che la chiedo e 3 anni che mi viene data la stessa risposta. Sull'insegnamento, è vero, dottor Dalla Bernardina, che io metto in difficoltà l'assistenza dei bambini, però faccio presente che ho seguito attentamente in questi anni i casi che ci sono all'interno delle scuole e visto il certificato di sana e robusta costituzione che viene chiesto per lavorare all'interno di una scuola, io vorrei fare il certificato di sana, robusta e costituzione a tutte le insegnanti, ai casi che si sentono di donne depresse, con diabete e X, Y, perché se l'epilessia mette a rischio i bambini, allora qui, per cortesia, cerchiamo un insegnante che non metta a rischio la salute e l'igiene dei bambini che diamo oggi con tutti i casi che si sentono. Dopodiché io sono realizzata nel mio lavoro, sto molto meglio, però devo andare via di qua, non sentendomi dire che i bambini sono a rischio dopo 10 anni di lavoro dove io non ho causato nessun danno. Datemi una risposta che sia quella. Mi permetto, se posso, di darla io. Quello che tu dici ha una questione estremamente articolata che io sintetizzo in questo modo. La manifestazione di crisi determina una invalidità che sicuramente tu lo hai certificata. Quella invalidità certificata ti dà la possibilità. Non ce l'ho l'invalidità. E vedi che io, ma perché? Perché io dico queste cose? Perché, ti ripeto, il fatto della manifestazione di crisi, che ci sono o non ci sono? Ci sono. Tu hai detto che hai le crisi, ok? Vero o no? Ok, sono crisi, punto. La giurisprudenza dice in buona sostanza che hai una perdita di contatto. Questo, che tu lo voglia o no, prevede che se tu fai una certificazione dell'invalidità che, come tanti di noi, hai, ti viene riconosciuta la possibilità di un collocamento mirato al lavoro. Se hai delle crisi con perdita di contatto con l'ambiente, come tu hai detto, esistono delle leggi che sono valide per l'epilessia, ma per qualsiasi altra patologia, che dicono che a fronte di perdita di contatto con l'ambiente, il medico certificante è tenuto a notificare ciò, in quanto per l'epilessia, le crisi di perdita di contatto, ma così per il diabete, per altre questioni, eccetera, possono determinare, non devono, possono determinare pericolo per sé o per gli altri. Il fatto che succeda o non succeda, questo è legato a fatto e causalità. La norma non può legarsi al fatto e alla causalità. Mi spiego? Per cui,
Se tu avessi seguito le indicazioni che anche l'associazione tua dà, è che a fronte di crisi con perdite di contatto ci si deve certificare al fine di acquisire delle agevolazioni. Cosa voleva dire nella questione dell'insegnamento? Che tu, se volevi perseguire, avendo avuto il titolo, il riconoscimento, l'abilitazione dell'insegnamento e quant'altro, tu potevi andare avanti in questo modo, ottenendo il riconoscimento della mansione dell'insegnamento con delle limitazioni. Questo è. Non la devi prendere come un fatto negativo di qualcuno che certifica o no. A mio parere tu non hai attivato il percorso idoneo per tutelare la dignità della tua persona, ovvero il percorso di certificazione dell'invalidità che manifesta. Punto. Posso fare una domanda che scusa un po'? Ma quando per fare l'elettroencefalogramma risulta sempre nella norma, sono anni e anni che mi risulta nella norma. E allora il neurologo mi scrive la paziente sta bene. Io vado poi dal mio dottore, gli faccio vedere e allora lui non mi fa nessuna carta per ottenere un maggiore punteggio per avere almeno un lavoro nella fascia protetta. Cosa devo fare? Scrivi 392 849 2058, già capito il problema, lo risolviamo. Allora 392 849 2058, va bene? Grazie mille. Allora grazie a voi anche per queste domande. Noi dobbiamo davvero chiudere perché chiudono il teatro e quindi o decidiamo di passare la serata insieme. Non è l'ultima occasione. E usciamo domani mattina, ma no, lascio la parola ovviamente all'onorevole Scottà. Chiudo molto semplicemente dicendo, innanzitutto ringraziando tutti coloro dell'associazione, il dottor Pesce e gli altri che sono intervenuti, che hanno portato un grande contributo, il professor Della Bernardina e tutti quanti, ma soprattutto voi che siete venuti qua a portare anche voi il vostro problema e anche la vostra attenzione. Abbiamo sentito molte cose, io posso dire soprattutto al gruppo che ho capito di Verona che il mio collega di Verona che lavora con me al Parlamento Europeo mi ha già chiesto, visto che io avevo fatto questo incontro, se potevo passargli tutti i dati, quindi come avevo già detto passerò i dati al mio collega Fontana che organizzerà attraverso l'AICE questo nuovo incontro a Verona, quindi avete modo di... però dico, prendiamo sempre le situazioni, anche le peggiori, in maniera positiva, solo così si può crescere. Grazie.